a c'è che non sconta le stampe internazionali. Ma a partin di chi è? Partin de prime pagine dal Messaggero Veneto, là che il titolo poi evidente, in te centrale, che è il cui carattere poi granchie, al conte di una vicenda di cronache un tic particolare, perché che, come Ollingham dice che le è succeduto, il titolo al dice e bruse va fuc le batterie che avevate sacchette, un giovane è restato ferito in maniera serie. Assieme che tutte le partite de richiarie dai Spagnoles Electronics e l'ustionata l'era da ora a guidare e alla patite lesions a una gambe e smans, vicende che è capitate a Tarcinte. Disin che noi è proprio una di quelle robe che capitano ogni dì e dunque se volesse anche le particolarità delle vicende, chiaramente ho immagini che il protagonista non sia così contento di essere al centro di attenzione, avreste voluto probabilmente fa di mancul di richiattarsi in queste situazioni qui, però tanta lei e proprio come disegno le particolarità di queste vicende probabilmente le ha mettute all'attenzione come prime pagine sul Messaggero Veneto, che dopo investiti in taglialte al da spazi a un insert di 12 pagine, un speciale che ha distanze di un mese, poi o mancul dal bruttimp che ha colpito anche le nostre regioni e in particolare le Mont Furlane, al torne sui lux che sono stati poi colpiti e al va un momentino avvio di c'è che è stato fatto, c'è che resta di fa, quale che è un po' le situazioni attorno al territorio. Ovin dopo avendo in evidenza anche un'altra ignove che fevele di una problematica che noi ignove, venga di che de pueste, disin che sono passati teams che le int si scriveva lettaris, che si mandava cartulinis, che le pueste, come dire, era un evore frequente. Ormai le pueste covente sì e no per consegnare bollettis e in qualche caso in realtà non vengono neanche consegnate pueste, ma di personale che si occupa magari di una certa azienda, magari di servizi, oppure per consegnare pubblicità, anche che tanti svolti in realtà affidate a personale esterni ai spuestis. E non è un caso che le spuestis già ormai di anni si sedin orientati su tutta una serie di altri servizi che magari un'alfasfattura collega da ormai al concetto di pueste a mancul come quel che e hanno le persone che tachin avevano una certa età che si visavano anche il puestin che passava ogni dia a consegnare che poi ben, proprio queste situazioni qui e queste riorganizzazioni complessive ha fatto in maniera che di tanti sbandis si arrassin le spuestis locals, che le sconsegne se venissero fatti in maniera disin no continuative ma a sanglocce e con tutti i problemi che sta comporta, a partire citi un esempio per tutti che è il des boletis, perché se è vero che ormai anche per evitare fastidi magari tanti di loro e hanno adoprato le domiciliazioni bancarie in maniera di non chiattarsi con sorpresi, il data è che poi di qualcuno ogni tanto va a viaggi le bollette, non sai, de luz, piuttosto che de aghe, piuttosto che di alcatre e si richiate a aver consegnato una bolletta che va di rivai ben prima e che stia dude che
se non vesvud magari le domiciliazioni banchiere vesvud di paiale con tune tasse per ora, con tune multe per ritardo che dal sicuro non è colpe so. E anche queste alle dome un esempio tra i tanti che si può dare in fa, insomma, alla partata di un certo tipo di fastidi, di rabiadura e te confronti di un servizio che insomma l'hai veduto come no fatto bene. In ogni caso ci succederà che a forza di dai a dai e di protesti che sono stati fatti di diversi sbandis ogni tanto si arriva a cambiare con l'avril dal 2018 quest'ins podaran come di dai comuni poi piccoli anche in qualche maniera portare a destinazione le pueste dai dopo di misdis cambiando un po' che le routine e cirinti in qualche maniera di torna a portare un servizio in migliore rispetto a quel che si vede veduto dai ultimi signs. Ho vinto dopo anche altri nuovi poi in picciul tra questi si riguarda come che fasing un po' duchi miesti di comunicazione italiani attaccata a farlo naturalmente io radio e televisione voi lo fasing anche i quotidiani il riguardo a Bernardo Bertolucci regista un evore innominato che appunto le morte iar e come che le facile immaginare naturalmente alla partata a tutta una serie di servizi, di articoli che e conti un po' le sue storie e le sue carriere cinematografiche. Per che riguarda l'insert Furlan dal Gazzettino, che il titolo principale è dedicato a una misura che era già state anticipate, che è state confermate ieri in prima commissione, misure che sarà mettute a ponte te manovre di bilancio che previota nodome di azzerà l'IRAP per tutte le attività produttive che è industriali, che è artesanali, ma anche per i professionisti che si chiamano intessaris più disvantaggiati de monte, ma anche un azzeramento che interesserà le nuove aziende a mancul par 3 anni e in che scaschi una misura che varese di interessare tutto il territorio della regione. Quindi queste nuove chiave mettute in evidenza. Dopodiché però si fa vedere anche di altre questioni che hanno di con le sanità e con le questioni di sicurezza all'interno di sanità. Ormai le questioni di sicurezza va a toccare un po' tutti i chiams, difficili salvarsi e si fa vedere però anche di corse di studi, si fa vedere di sport, si fa vedere di culture e si fa vedere anche di queste situazioni che ha llevato no? Poche preoccupazioni, vengono a dire le vibrazioni che vanno di lungo a sentirsi in particolare in certi aree di primarias e che non si è anche arrivata a capire bene il perché. Le preoccupazioni è che a serie d'ora succede anche di lungo dal Nadison, la che per altri siamo vus diversi slacks e che dunque questa situazione qui è plati da ora un come di pericolo dal punto di vista idrogeologico che però fin tanto che non viene sclarito chiaramente non può che sparnicciare preoccupazione perché quando non si conosce c'è che può succedere quando non si sa le cause di un fenomeno lì alle facili insomma che le ente si deve preoccupare proprio perché non si ha una dimensione clara una misura clara di ciò che può dare succedi o non succedi. La SIN anche l'insert Furlan dal Gazzettino parla voglade al piccolo là che investit l'articolo principale anche se no proprio tanto in evidenza però che il titolo più gruessuto si riferisse a una nuove commesse lì dai cantiers di Monfalcone là che si larà a fa su che è le più grandi navi di crociera mai fatte a livello italiano che sarà Battiade Seashore
de compagnie MSC, dunque queste legnove che naturalmente partirà un'evore di lavoro ai cantiers che negli ultimi anni hanno cresciuto le loro capacità di attrazione, partante naturalmente anche di un aumento di quantità di lavoro. Sulle qualità del lavoro dai cantiers, bisogna sviarci in realtà un'altra pagina, non vi nel tempo e non è probabilmente neanche questi spazi per farlo, però insomma forse tale giusto ricordare anche che sta spiet chi va bene le quantità, ma bisogna chiarare anche le qualità, e mi riferisco a tutti i discorsi dal subappalto e compagnie biele. Ho vinto dopo una serie di altri snovis che riguardano il Gurizzan in particolare, perché l'edizione dal piccolo Covin Sudman è centrale soprattutto su che parte dal territorio, e dopo però si fa anche di culture, anche chi ho vinto le Riquart, il Corot per Muarte di Bernardo Bertolucci, e dopo vi è indenant con altri snovis poi in picciul. No, però si fermina qui, non ascoltarsi come un talk di musica, e dopo la ringavio di anche c'è che succede a Torpalmont con le snovis internazionali. Per come però ferminsi un momentino e ascoltarsi un talk di musica. In DTV, un'evoglade sulle snovis dai giornali e dei re, parcure de redazioni giornalistiche.
Indi di Vue, un'evoglade sugli snovis dai giornali e de rete, parcure di redazione giornalistica. E di nuovo un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori di Radio Onde Furlane, de bande di Carli Puppe e anche di Ferdinando Passone, che ha al cure le parti tecniche in regie per questo appuntamento con le informazioni internazionali, in particolare con una voglade su che sono le prime pagine in che scasse digitals dai quotidiani di altri miesti di informazione che ho chiamato al monte. Tra le nuove metodis più in evidenza e le nuove crisi che si viaggiude tra Ucraina e Russia. Tra i tanti articoli che ho chiatin su diversi organi di informazione a Torpalmont o vin si il giut di la daur di quel che ho chiatin te prime pagine di digitale di Al Jazeera che partisse fevelante de riunioni di emergenze all'IDA-l'ONU che si da volte proprio tiar per affrontare quel che le Ucraine ha definito un atto di aggressione d'ogni des questis de Crimea dopo che le Russie aveva sequestrato, le marine russe aveva sequestrato tre NAS ucrainis intanto di un squintri che era stato teare dal Mar Neri che appunto d'ogni propit des questis de Crimea. Il Consiglio di sicurezza dall'ONU si è chiamato ieri, giusto qualche ora prima che il Parlamento di Ucraina al fasesbuine una proposte dal Presidente per imponi le leggi marziali per un mese a di lungo. Nikki Haley, che è l'ambasciatore dei Stati Uniti all'ONU e ha visato le Russie che il sequestri des NAS, che è stato fatto in tesornade di domenie, era una violazione clara della sovranità territoriale dell'Ucraina e ha invitato le comunità internazionali a condannare quel che è stato definito un atto arrogante de bande de Russie. L'ambasciatore statunitense e ha detto che proprio azioni come questis che vanno fuori de leggi internazionali e vanno a prevenire ogni normalità in queste relazioni diplomatiche tra Washington e Mosca. Le Russie ha giuntate le Haley e ha fermato in maniera illegale appunto questi strenas ucrainis. Dmitry Polyansky, che era investito il rappresentante delle Russie all'IDA-l'ONU, ha accusato l'Ucraina di aver montato un caso ad arte, come di che le operazioni sono state studiate a Taulin proprio per causare le reazioni russe e dopo queste reazioni come dimostrazione di aggressività dai russi. Polyansky ha detto che le Russie non è mai state le prime a colpire e che però insomma non sta lì a aspettare che si rinchiatri a farlo e dunque ha messo in campo anche da che scaschi tutte le misure necessarie per tutelare le integrità delle federazioni russe e le popolazioni del Crimea. Crimea, che ricordiamo, è stata annettuta con un colpo di mano proprio delle bande delle federazioni russe, Crimea che invece prima faceva parte dell'Ucraina.
Volodymyr Yelchenko, che è l'ambassador ucraino all'ONU, ha investito dineat che le nas ucrainis avessero violato le frontiere, naturalmente che favelin di frontiere marine, con le federazioni russe, dunque accusati russi di essere dai Bausars, e dite che insomma questo aumento di estensioni diventa una minaccia per pace e per sicurezza internazionale. E a proposito di pace e sicurezza internazionale, uno dei soggetti che si propone di mantenere e che naturalmente però è collegato come una parte dal mondo, Fevelin de NATO, par bocchie dal suo rappresentante Jens Stoltenberg ha intimata ai russi di lasciare le SNAS sequestradis e ha dite che le azioni dai russi senza giustificazioni. Ci è succeduto però in Ucraina, già lo accennavi in prima, il presidente Petro Poroshenko ha deciduto di da fare un decreto che impone le leggi marziali per 30 giorni a partire di Miarcus, una misura che dopo vie Pegnot, il decreto è venuto fuori ieri dopo di misdì e vie Pegnot il Parlamento ucraino lo ha ratificato e dunque le misure gli entrerà in vigore come dicevo a partire di Miarcus. Però inviarsi in Ucraina che scaschi che di Al Jazeera segnala in cemut che le situazioni in tal paese fosse un'evore di tensioni e quando favelin di tensioni favelin anche in te confronti proprio dal governo in chiari e dunque da stesso Poroshenko e poi di qualche dunga l'ha veduto in tutte queste operazioni e soprattutto dopo te proclamazione delle leggi marziali una misura da stesso Poroshenko in qualche maniera per favorire le sue parti in occasione delle prossime elezioni che sono a vonde d'ogni. La sim però le tensioni tra Russia e Ucraina e i loro effetti anche sul piano internazionale parfevela di altri rapporti tra Stas, in che caschi tra Stati Uniti e Ream Uniti, perché il presidente Donald Trump ha in qualche maniera fatto capire, in qualche maniera, in maniera anche abbastanza esplicita, come che l'ha usata a fa, che la guardi sulle Brexit, che è il che insomma ho avuto occasione di fare più volte che si torna di schi che alla veduta la guardi tra il governo britannico e le dirigenze dell'Unione Europea, proprio che la guardi lì insomma sarà forse un grande affare per l'Unione Europea, ma probabilmente va a impedì dai accordi bilaterali o comunque un percorso autonomo in dei rapporti economici tra Stati Uniti e Ream Uniti. Come di, se avessi fatto un accordo ma lo avessi fatto male e in realtà se smanse pi sentimo le asse all'Unione Europea che si impedì di fare affari con no dite proprio di maniera brutale, ma che è il concetto. Un concetto che però nocchiate d'accordi, come che le facile immaginare Theresa May, che invece ti dite che Ream Unita sarà libera di firmare tutti gli accordi commerciali con chi altri paesi, c'è prima di domandare il permesso all'Unione Europea. Tra l'altro dal numero 10 di Downing Street si è fatto sapere anche che Theresa May è disponibile a affrontare, a discutere di queste mecchi dall'accordi con qualsiasi persone e lo farà, è disponibile a farlo anche in un confronto televisivo con quel che è il rappresentante principale di opposizione, venga di il leader laburista Jeremy Corbyn. Un confronto televisivo che potrà essere da svolgersi ai 9 di dicembre, ossia 2 giorni prima che il Parlamento affronti le questioni. Un Parlamento là che però
Così, a mancul per cumos me che l'accordi sottoscritti di Theresa May non vedi i numeri per passare, perché quintri si sono declarati non solo i laburisti, ma anche i liberai democratics, una parte dei stessi conservatori che pure sostengono il governo, e dopo anche il Scottish National Party, sapesse che Scottish National Party alla le maggioranze in Scozia, e tra l'altro all'estate sempre tra le sforze poi europeistis all'interno dal panorama britannico, e contrari però anche a lei che il partito che fin come aveva permettuto ai May di stare al governo, venga di il Democratic Unionist Party, partito nordirlandese che però l'ha dint invelenata perché noi sta a che l'Irlanda dal nord viene trattata in maniera differente dal resto dell'area unita, come che in pratica l'accordi firmato per Cumò al provio d'arrest, loro dicono no, sin in tutte per tutti britannici non vogliono essere in nessuna maniera considerati differenti dal resto dai cittadini d'area punite, e di chi insomma le loro contrarietà, che però è di fai conso di cui accordi di pass sull'Irlanda del Nord che investite prevedeva in proprio che il confine tra le 6 contee nordirlandesi e le repubbliche d'Irlanda fosse un confine più formale che sostanziale. E intanto alle saltate fuori, come che non si riguarda le BBC, anche un studio, una ricerca che è stata pubblicata da London School of Economics in tune col King's College e col Institute for Fiscal Studies, che in pratica appunto da dei studi, delle ricerche, delle proiezioni fatte, si dice che l'accordi sulle Brexit al podares lasciare le economie britanniche malsestate, tal senso che dal giro di designs che spercorso con le sude dell'Unione Europea al podares lasciare le economie britanniche un 5,5% più piccole manco il forte, diciamo che ieri come all'interno dell'Unione Europea. Quest appunto c'è che segnala le BBC sul tema Brexit e sui suoi come di FS, sui commenti anche che si hanno a livello internazionale in proposito. Restiamo sempre su un media britannico, in che scaschi il Guardian, che affronta un tema che è stato evato, è stato portato a attenzione internazionale, in particolare des protestis che si hanno visti in Francia da questi giornali che è conosciuti come protestis dal movimento dai Gile Giai. Dice Fevelin di queste tassazioni decidute dalle istituzioni del governo francese, una tassazione che in pratica la res ha incressi il presito in particolare delle benzine diesel per come diciamo definire come una sorta di tasse ecologiche, come di dal momento che ho vinto là in una direzione di miglioramento perché che a riguardo l'inquinamento, perché che riguarda le salute vindenante, bisogna tassare le carburanti o più in generale i mies che sono più inquinanti. Una misura che in sé insomma può dare essere condivisibile, non ha chiattato chiaramente le condivisioni di una parte significativa dei francesi, perché dicono può dare anche essi d'accordo col principi, ma in realtà dopo queste misure qui non va a colpire tutte le stesse maniere, va a colpire soprattutto qui che le sta fuori delle grandi città, venga a dire che in realtà che non gli holding di un buon trasporto pubblico, e le classi poi puaris che sono che tanti svolti si richiedono avere una macchina, un'automobile che ha una certa età che di spesso vende nante proprio col diesel, e dunque chi una reazione che vi è sta da vonde forte.
Come però si disares parcè il Guardian al fevele di queste questioni che non lo fa stant a partire de proteste dai gilegiai, ma partinte di un studio che è stato pubblicato de alleanze europeane per salute pubbliche che affronte le conseguenze dall'inquinamento. L'inquinamento dall'aria che è causato in particolare dal traffico automobilistico al cause ogni anno all'interno dell'Unione Europea un dam in particolare per salute che è quantificabile in 70 miliardi di euro, là che 3/4 di chi dam schi arriverà in profit dai fums che saltano fuori dal diesel. Queste ricerche qui in pratica va in denante disinte che dopo questi costi a chi, questi 70 miliardi di euro di cui sono pagati dai cittadini, perché che sono i costi in cui che le sanità pubbliche e a di sostenere per due che si malin per una serie di problematiche che possono essere malattie dai polmoni piuttosto che attacchi di cuore che sono leati in maniera diretta e propria con l'inquinamento dall'aria, in particolare con i fums causati dal traffico. Dunque, non lo dicono in maniera diretta, ma anche tanto indirette, che ai fin lavorare per ridurre in particolare il diesel, che è la parte più inquinante, al parteresse forse sì, se si dopri misure come che si mette in vore in Francia, una parte dei cittadini sa pagare di più perché riguarda il carburante, ma come effetti in realtà dopo il parteressa fa pagare di manco in tassis, perché i costi per i servizi pubblici sarebbero in più bassi, come dire, ai fin e disin il rapporto dai costi e dai vantaggi al sares in realtà clare alla res più sulle parti dei vantaggi che no su che dai costi, e disin che l'attenzione, in particolare sulle questioni diesel, è attaccata a svilupparsi a Torpe Europa a partire dal 2015, no? Che prima si vesse un disinteresse totale per questione, però in particolare dal 2015 anche qui scandoli, saltasfura, si visares, qui cas dai das truccas de Volkswagen sui livelli di inquinamento causati dal diesel, poi ben di in quel momento in anno l'attenzione è aumentata sempre di più e appunto come si hanno tutta una serie di studi che mostrano quel è l'impatto, primo citavi quel è l'impatto in termini di costi sulle collettività, 70 miliardi di euro ad anno dell'Unione Europea, perché riguarda invece le persone che perdono le vite per malattie leate a questo inquinamento che studia fevele di più o meno 30.000 persone ad anno sempre all'interno dell'Unione Europea che perdono le vite appunto per queste situazioni qui. Per finire un segnale invece un articolo che ha messo in evidenza sul quotidiano spagnolo El País, là che le procuratore generale di Stato Maria José Sagarra ha invitata di una riflessione disincussì sulle applicazioni del così chiamato delitto di odi con le procure generali che darà fur a tutti i procuratori territoriali su una sorta di vademecum là che si indicherà quanche sia di dopra o mancul che si s'accusis di reata chi parce che se è vero che sono ridotte anche con le reti sociali, tanti di loro si sbrocchino fur pensante di nuove conseguenze e tanti svolti si favele proprio di delis da lodi per motivi razziali, per antisemitismi, per cause religiose o per altri robis, il dato qual è? Che in testa spagnola che dell'id di odi è stata doprata un'evore a fuarte in maniera sproporzionata.
o disares, vabbè, tutto se sfazioso, savin, va a colà sempre che bande lì, in realtà non lo dissio, lo dis il Tribunale di Strasburgo, che l'ha condannato poi volti, Stato spagnolo, proprio per aver operato in maniera sproporzionata quest reate di delite odi, quindi di cui in particolare quindi di Basques e Catalans, che ogni pitalciate vengono accusati di delis di odi, ristin dunque le galere, fevelin di Heinz di galere, tallor casi soli tra l'altro le pene vengono mettute in vore e mettute in vore ad implen, quindi si fa un bel posto di Heinz di galere, parrobis che Tribunale Europeo di Strasburgo al dis investite sono espressioni, magari non tan bielis, che però rientrano tal discorso democratico, quindi non podes, non varesis di condannalis, e di conseguenza ha condannato proprio che us dal reat fat de bande de magistrature spagnole, che come a forza di essi condannate è stata canta di forse tale il caso di dazione regolate e di dopralu par da bon anche il delitto di odio alle e no, come misure punitive nei confronti che hanno idee differenti. E con questo vi insierate anche i nostri spazi, la sincumò le per ora resta de programmazione di Onde Furlane, mandi a tutti e de bande di Carli Pup. In DTV, un'evoglade sulle snovis dai giornali e de re, parcure de redazioni giornalistiche. Onde Furlane Spot. Ti diciamo i fatti mentre accadono. Dal lunedì al venerdì, UDI News TV ti informa in tempo reale. Ogni giorno, con 12 edizioni del telegiornale, dalle 7 alle 23:30. Seguici sul canale 110 del digitale terrestre. UDI News TV. L'informazione si aggiunge alla passione.